Salve, sono Allegra Pesenti, sono la curatrice di questa mostra che si chiama Invisible Questions That Fill the Air, che si traduce come domande invisibili che riempiono l'aria. Ed è una mostra su due artisti, un artista americano, James Lee Byers, e un artista coreano, Yi Sung-taek. Tutti e due sono nati nel 1932, ma in condizioni e paesi molto diversi. James Lee Byers è nato in Detroit, una città industriale americana, mentre Yi Sung-taek è nato nel nord della Corea, in una Corea che ai tempi era sotto i giapponesi, in una Corea ancora unificata, e sono nati tutti e due nello stesso anno. Non si sono mai conosciuti, né sappiamo se conoscevano le opere l'uno dell'altro, però hanno sviluppato un linguaggio artistico molto con delle grandi similitudini e dei grandi paralleli. Questa è una mostra non concepita per fare dei contrasti tra i due artisti, né per chiedere se magari uno aveva influenzato l'altro. No, questa è una mostra soprattutto per mettere insieme due figure che avevano un rapporto sia con la spiritualità sia con la materialità molto simili. E sono due artisti che sono cresciuti e hanno sviluppato una carriera artistica un po' al di fuori dei movimenti artistici, nel senso che tutti e due si possono definire un po' al di fuori del mondo dell'arte, non si sono mai connessi con dei movimenti particolari, però tutti e due si possono associare all'arte povera, al surrealismo, al movimento Dada. Sono tutti e due un po' indescrivibili, diciamo, anche se rientrano un po' in tanti movimenti di questo tipo, movimenti artistici. Sono anche due artisti che hanno un grandissimo rispetto per la storia, una grande curiosità per la storia universale e locale, nel senso che Yi Sung-taek è molto legato alla storia coreana, alla sua posizione un po' all'interno della storia e della cultura coreana, con un interesse anche per quello che succede al di fuori della Corea. E lo stesso per James Lee Byers, un artista profondamente interessato all'Italia, per esempio, ha vissuto a Venezia, ha vissuto molto in Europa, non è mai stato, diciamo, riconosciuto nel suo paese di origine, in America, nel modo in cui forse avrebbe dovuto esserle. Solo recentemente sia James Lee Byers che Yi Sung-taek hanno ricevuto l'interesse e una fama più importanti. Il mondo li sta scoprendo adesso. Yi Sung-taek è ancora vivente, ha 92 anni, vive a Seoul, e James Lee Byers invece è morto nel 93. È una mostra che comunica e che si addice molto bene con l'ambiente di Palazzo Loredan. Sono tutti e due degli artisti interessati alla scienza, a un rapporto letterario, alla poesia. Tutti e due scrivono, tutti e due molto informati, e questo sfondo di librerie, di biblioteche è come se fosse veramente fatto apposta per ricevere queste opere. La difficoltà di ricevere queste opere nell'ambiente di Palazzo Loredana, nell'Accademia delle Scienze, si è trasformata invece in un lato magico e positivo per queste opere, perché
ovviamente abbiamo dovuto lasciare accesso alle librerie, ma questo ha anche permesso di fare galleggiare le opere dal soffitto. E il soggetto del galleggiamento, dell'invisibilità, della trasparenza è un po' una nozione che lega tutte queste opere, per cui vederle in questo contesto è come se lo sfondo della libreria arricchisce queste opere, è un bellissimo confronto. Ci sono anche dei legami più ampi con Venezia, per esempio James Lee Byers aveva vissuto a Venezia ed era un collezionista di cose, accumulava cose. E questa sedia, per esempio, veneziana del 600 era una sedia per i gondolieri, è uno dei tanti oggetti mobili che ha raccolto in questa città che si è poi trasformata in opera d'arte. Lui amava molto sedie storiche lasciate vuote, perché sono come le sedie del filosofo, chiedono domande, per cui si addice bene al titolo di questa mostra che è sulle domande invisibili che ci sono nell'aria, come materializzare l'invisibilità. E questo concetto si realizza in degli oggetti come le sedie vuote che aspettano. Stessa cosa con lo scrittoio che ho dietro di me, questo scrittoio veneziano che lui aveva trovato da un antiquario a Venezia, che poi ha incluso nella Biennale del 1980, che era la Biennale mi sembra di Zeman, in cui lui l'ha messa nel mezzo del Padiglione Italia, sotto la cupola, per cui aveva proprio una presenza importante. Anche qui uno scrittoio vuoto che aspetta domande, aspetta scritture, anche lì il concetto di riempire il vuoto con quello che ci immaginiamo. Il mondo dei sogni, il mondo dei pensieri realizzato attraverso un oggetto. E la stessa cosa con il rapporto tra i due artisti si realizza in una sala come questa anche non solo nel colore, ma nel rispetto per gli oggetti trovati e la tattilità degli oggetti. Per esempio, questo si chiama Wings of Writing, le ali della scrittura di James Lee Byers del 72 e si lega a una opera d'arte performativa di James Lee Byers. Sono come delle maniche che si metteva addosso con queste piume che poi svolavano, sventolavano fuori dal suo corpo e si lega proprio alla storia della scrittura, per cui un bellissimo rapporto con la libreria che è dietro e ritroviamo un parallelo, una discussione, una conversazione con l'opera di Yi Sun-tek fatta nello stesso anno con invece dei pezzi di corda trovati, come con delle specie di piume naturali sugli sfondi, sempre con questi colori anche paralleli, per cui dei confronti non di influenza particolare o di possibile conoscenza l'uno dell'altro, ma più delle conversazioni, delle domande che fanno sia al visitatore o alla persona che hanno davanti, sia a se stessi, un po' un dialogo tra questi due artisti, un dialogo immaginario. E penso che questo sia una conversazione che ci porta attraverso le sale di Palazzo Loredan insieme alla luce di Venezia. Penso che la luce e i riflessi di Venezia facciano parte anche loro di questa mostra. C'è tanto oro, riflessi d'oro nella mostra che ricevono le ombre che entrano nel palazzo da fuori e questi raggi di sole
che si riflettono sulle loro opere. Nella prima sala, che adesso non vedete, ci sono tante opere di bronzo ed oro. Tutti e due avevano una grande spiritualità, erano tutti e due molto interessati alla cultura sciamanistica, c'è anche un rispetto per il buddismo, per cui l'oro non è un oro decorativo, non è un oro superficiale, ma è una materia che incita il pensiero, la spiritualità. James Lee Byers era affascinato dalle tombe egiziane, raccolte d'oro. L'ultima sala di questa mostra, è un po' un nostro gran finale, è il monumento a Cleopatra, che è una specie di tomba dorata, messa con grandissima comodità e con un legame affascinante nella sala di Venere di questo palazzo, creando anche lì un dialogo tra la Cleopatra e la Venere, e ricevendo anche lì questi incredibili raggi di Venezia che si riflettono su questa specie di sarcofago dorato, per cui una mostra silenziosa, penso molto, che lascia molto lavorare il pensiero e la visibilità.